Sono giovanissimi, poco più che ventenni, nuovi allievi e agenti usciti dal 233° corso di formazione della Polizia di Stato destinati alla Questura di Belluno e al Commissariato di Cortina. L'arrivo di questo consistente numero di operatori rappresenta un chiaro segnale di considerazione per l'intero territorio della provincia di Belluno, dice il questore Roberto Della Rocca. Abbiamo ventenni, ventunenni, giovani, pieni di entusiasmo, con voglia di fare, carichi oltremodo, e questo mi rincuora. Sicuramente è un impegno anche da parte mia e di quelli più anziani di sostenerli, indirizzarli e tutelarli in questo primo periodo, perché diventeranno un punto di riferimento per la cittadinanza dell'intera provincia. I nuovi agenti sono stati destinati a servizi di controllo e di prevenzione in un periodo particolarmente caldo per il bellunese e non solo sotto il profilo climatico. L'afflusso turistico è importante in tutte le vallate. In più abbiamo tutte le sagre importanti di questo periodo che ci tengono impegnati. Abbiamo dei controlli settimanali importanti con la collaborazione delle altre forze di polizia, della polizia stradale, delle polizie locali che ci stanno dando una grossa mano, del reparto prevenzione crimine di Padova, con risultati sicuramente significativi. Attenzione alla circolazione e allo spaccio di stupefacenti, ma anche all'abuso di alcol alla guida. Gente che si appresta a guidare sia in macchina sia in moto non nelle condizioni ottimali. Siccome nell'ultimo periodo ci sono stati degli incidenti anche abbastanza gravi, la nostra attenzione è massima, con una raccomandazione che continuiamo a fare sempre a livello preventivo di non mettersi alla guida se non è nelle condizioni. Devo fare un plauso ai giovani ragazzi, perché loro continuano ad avere il cosiddetto autista designato, cioè uno che si va a immolare e non beve in quella sera, che magari fra quelli della mia età invece è un po' più difficile questa condotta. Discreta ma senza soluzione di continuità sarà la presenza delle pattuglie. Per la tutela della salute pubblica di chi si mette alla guida e di chi alla guida non è, che potrebbe essere vittima di un incidente.